Benvenuti in una nuova domenica GPX. Splende il sole finalmente, Però una giornata piena. Non facciamoci ingannare perché Sì, fa freschino. abbastanza. E tanto per non farci mancare niente, a parte continuano le uscite lunghe di allenamento, come quella di oggi. Quanti chilometri abbiamo? Oggi abbiamo un bel 185 km con 1400 metri di dislivello. Esattamente, e sarà un giro prevalentemente su strada, a parte qualche piccolo segmentino tipo ciclabile del Brenta. Tra l'altro lì c'è veramente un panorama molto bello e andremo verso Pedescala, Roana, Asiago, quindi andremo a toccare tutte quelle località dove d'estate ci piace tantissimo fare il nostro gravel, ma andiamo a dargli un salutino invernale. Inoltre c'è da dire anche che da Pedescala partono un sacco di sentieri amati proprio dai ciclisti per sfruttare al meglio tutti i panorami che ci sono lì, quindi è veramente una meta molto molto ricercata dal ciclista. Esatto, partiamo perché siamo come sempre in ritardo. Via! E oggi tornano i gambali, sono in Gambali e dopo domenica scorsa, dove comunque abbiamo accusato il caldo, ho deciso di metterli. Devo dire che sta domenica fatalità, questo venticello è veramente fresco, in più saremo a 1200 metri di quota circa. È vero che resteremo poco in quota, vediamo se sono restato troppo tirato o se ho azzeccato il setup. Veramente bellissimo vedere come si aprono le giornate, questa primavera che inizia, i fiori che sbocciano, il cielo azzurro, il vento che tira sempre a sfavore, però scherzi a parte è veramente bella. La primavera penso che sia il periodo più bello dell'anno, perché proprio sa di inizia una bella stagione, le giornate si allungano. È bellissima, c'è poco da dire. Poi l'aria è così pulita oggi perché c'è veramente un vento pazzesco e si vede tutto. Cioè le montagne sembrano disegnate, non so se si possono vedere in lontananza, ma sono la fine del mondo e noi ci stiamo andando. Pazzesco, dove ti può portare una bici. Entrati anche sull'Ostiglia, la nostra cara Ostiglia. Adesso facciamo tutto un pezzettino qua di ciclabile fuori dal traffico, in mezzo agli alberi. Lungo Brenta e panorama, campi che a noi ci piacciono tanto, no smog, no auto, sì campi. Oh yes. Allora io vorrei svelare anche agli amici che ci seguono in funzione a cosa facciamo questi allenamenti, però la Carla non vuole, ha detto che prima vuole avere il biglietto aereo. Quando c'è il biglietto che conferma la partenza, Ok, noi diremo tutto. ok, allora non posso dire niente. E qui siamo all'interno dell'itinerario del Brenta. Stanno due alberi, un po' di natura e subito magia. Qui adesso toccheremo anche qualche sassolino, giusto per dire che abbiamo fatto un piccolo cenno di gravel oggi. Sembrava brutto. Guardate che bellezza la natura. Che meraviglia, che meraviglia.
qui d'estate si trovano veramente un sacco di persone, perché si può trovare piccoli spotticini dove mettersi con l'asciugamano e si può fare il bagno, quindi si può refrigerare un po' dal caldo dell'estate. Bomba! Cosa abbiamo qui dietro casa? Siamo messi anche in manica corta perché fa caldo, e tutto questo primo pezzo è bellissimo, bellissimo. Adesso siamo a Belvedere e sono veramente stupito da questo posto, che alla fine è veramente dietro casa nostra ed è veramente magnifico, fuori da strade, da traffico. Veramente non è la prima volta che lo facciamo, però ti rendi conto insomma quanto è bello ogni volta che lo fai. Poi la cosa bellissima è che l'abbiamo fatto in estate l'ultima volta e cambia completamente il panorama, quindi ogni volta c'è uno scenario diverso. L'ora di un bel Mars per ricaricare un po' le batterie. Siamo a quota 50 km, 50 km. Fra 18 avremo la prima salita, il primo strappo, e poi seguirà la salitona di 16 km. Siamo a Fara Vicentio. Adesso siamo su una trattina qui di strada e stiamo andando in direzione Lugo. Si sente già un clima un po' più fresco, siamo più vicini alle montagne, quindi l'aria è decisamente cambiata, però devo dire che pedalando si sta ancora bene con le maniche corte. Penso sia la cosa più bella in assoluto quando arriva questa stagione e ti metti le prime mezze maniche. Ti senti proprio wow, libero da morire. È incredibile anche vedere come si stanno avvicinando le montagne man mano, qualcosa di strepitoso, cioè siamo praticamente ai piedi. Tac, qua dinanzi a noi si avvicinano sempre più. Guardate che ciclabile bellissima, con vista in fondo, guardate, tutto innevato. Devo dire che nonostante oggi faremo prevalentemente strada,
È un giro veramente bellissimo finora, ma veramente c'è un continuo paesaggio su piccole Dolomiti innevate che è veramente spettacolare. Abbiamo tutto l'altopiano di Asiago, cioè veramente break paninetto, e anche ci buttiamo dentro 2 angurie. Un signore gentilissimo ci ha riempito le borracce d'acqua, abbiamo chiesto informazioni se ci fosse un bar o comunque una fontanella e ci ha riempito le borracce. Abita là. Buono, direi che si può partire. Ripartiamo subito con questo panorama di fronte a noi. Ripartire è sempre bello freschello, bisogna un attimo trovare la temperatura. Siamo entrati ad Arsiero. Non mollano i panorami. Parte la salita di 16 km, pedescala, dobbiamo inerpicarci su per di qua. Vabbè, cioè, un quadro, che bello, che bello, che bello, che bello. La cosa stupenda è che nonostante comunque usciamo anche in un'ottica di allenamento, però cambiando zone, curando un po' le tracce e ricercando, ti trovi sempre in una sorta di avventura ed è un viaggiare piacevole, bellissimo, troppo bello. Siamo appena entrati a Castelletto, frazione di Rozzo, e c'è da perdere gli occhi dalla bellezza.
16 km di salita andati. Adesso ci vorrebbe un bel barrettino, prendiamo una bibita, ci mangiamo un altro panino e ci rivestiamo un attimo e ci godiamo un attimo qui questa giornata. Siamo a Roana adesso, appena entrati a Roana. Eccoci qua, vestiti, abbiamo trovato questo posticino dove abbiamo mangiato il paninetto e Fantina, che ormai Cocchina, finita, e adesso dobbiamo concludere l'anello e tornare verso casa e mancano ancora un po' di chilometri. C'è da dire che qui sopra comunque si sente il cambiamento climatico. Si sta benissimo al sole, ma c'è questa arietta che ti congela intanto. Infatti ci siamo vestiti perché si sente bene il freschino. Esatto. Bene, break fatto e ora ci rimettiamo a pedalare. Siamo rimessi in moto. Adesso bisogna un attimo prendere la temperatura perché è bello frescolino, poi in discesa. Ponte di Roana e comincia anche subito una salita giusta per scaldarci. Apprezzatissime le salite quando c'è freddo. Eccoci anche ad Asiago, siamo sulla strada principale, quindi c'è un po' di traffico. Adesso il dislivello è praticamente finito, a parte questi saliscendi. Dobbiamo affrontare la discesa e poi stiamo perdendo di quota, cambierà anche un po' la temperatura, comunque si sta bene. In realtà poi avendo un po' sudato siamo un po' infreddoliti, ma la giornata è veramente meravigliosa. Abbiamo fatto una discesa che sembrava veramente di essere in paradiso, un paesaggio pazzesco, sembrava disegnato. Ora abbiamo appena superato Marostica, il tramonto sta iniziando a farci compagnia e ci avviciniamo verso casa, manca 48 km circa. Non vediamo l'ora di berci la nostra birretta ormai super conosciuta da tutti. Penso che la montagna sia comunque il rimedio per ogni tristezza. Ha una pace, trasmette una pace, la natura, la montagna, i boschi, che è veramente indescrivibile. Abbiamo passato Rosà, manca sempre meno, ormai circa 30 km, poco più, e niente, forst pronte, posizionate in frigo e ancora sì, appunto, eccoli qua, 35 esattamente, ormai cala anche la sera, a breve installiamo la frontalina, abbiamo già acceso le luci dietro e niente, cerchiamo di marciare forte così magari arriviamo a casa anche con qualche
spiraglietto di luce. E non ci facciamo mancare l'ultima trattina gravel. Dopo una giornata così speciale concludiamo in bellezza. Questa la dedico a voi. Allora, giro di oggi, intanto abbiamo concluso con 183 km, 1500 di dislivello, 1500 metri di dislivello. Devo dire che sono molto contento perché abbiamo chiuso con una media molto dignitosa, devo dire. Abbiamo corso veramente bene, nonostante il dislivello. E oltre al fattore allenamento, oggi abbiamo potuto veramente vedere dei panorami bellissimi e il giro è stato veramente molto piacevole. Sì, sì. Quei posti sono sempre rilassanti proprio per la mente. Esatto, qualche trattina un po' più fredda, ma d'altronde siamo al 2 di marzo e adesso ci gustiamo, questa focaccia pronta, forza già finita, vado subito con la seconda e noi ci vediamo alla prossima birretta.